Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In questo giorno solenne in cui ricordiamo la nostra patrona Santa Augusta, do il benvenuto a tutti voi, carissimi fedeli, pellegrini, devoti di Santa Augusta Seravallesi. Do il benvenuto a Sua Eccellenza, il Vescovo Corrado, che presiede questa nostra celebrazione. Saluto gli amici del piccolo rifugio, come sempre in prima fila in questa lieta circostanza. Saluto il sindaco che ci onora della sua presenza e invito tutti quanti, a celebrare con fede i santi misteri, ad accogliere la grazia di questo giorno speciale. Grazie Don Michele, parroco di questa parrocchia di Serravalle e del santuario di Santa Augusta. Oggi è un giorno di festa molto bello, molto grande, molto amato da tutti, non solo i serravallesi, ma tutti i vittoriesi e anche da tante altre persone che sono qui presenti per questa celebrazione, tra cui i cappati di Vazzola, che ringrazio della loro presenza. Ecco. Prepariamoci a vivere bene questo momento, è un momento di fede, è un momento di riconoscenza al Signore, ma è anche un momento di invocazione per un'intercessione di cui abbiamo sempre bisogno da parte della nostra Santa Augusta. Chiediamo umilmente il perdono del Signore per essere più degni, più pronti per accogliere l'incontro con il Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. In excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, in excelsis Deo,
terra pax omnibus, bone voluntatis. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta, Vergine e Martire, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed Egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impietose. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
parole del Vangelo sono insolitamente dure. Da Gesù noi vorremmo sempre solo sentire parole di consolazione, di accoglienza, specialmente durante le ferie. E invece in diverse circostanze Gesù è duro e le sue parole ci imbarazzano. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre e la figlia dalla madre. I nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. La vicenda di Sant'Augusta è una esemplificazione di queste parole di Gesù. La sua scelta di aderire alla fede cristiana provocò una separazione proprio nella sua famiglia, più precisamente fra lei e suo padre, che non accettava assolutamente che la giovane figlia aderisse alla fede che lui non condivideva, che anzi contrastava. Augusta fece la sua scelta e la fece proprio a partire dalle parole del Vangelo: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Augusta fece la sua scelta, mise Gesù e il suo Vangelo prima di ogni altra cosa, a costo di entrare in conflitto con il Padre, a costo di perdere la vita, come avvenne. Perché fece questa sua scelta? Per caparbietà, per testardaggine? No, la fece perché aveva dato pienamente fiducia alla promessa di Gesù. Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Ritenne degno di fede colui che aveva promesso. Dice la lettera agli Ebrei parlando di Sara, la moglie di Abramo, ma potremmo dire proprio anche di Sant'Augusta. Ritenne degno di fede colui che aveva promesso. La fede fondamentalmente è questo, è una relazione di fiducia che dice sì, anche se tutti dicono che è il contrario, io credo all'adempimento delle tue promesse, che tra l'altro è la beatitudine che Elisabetta rivolge a Maria. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Di fronte a questa figura di giovane donna credente e coraggiosa, i nostri padri di Serravalle rimasero molto impressionati, come impressionati si rimane sempre di fronte alla figura di un martire o di una martire, e oggi nel mondo ce ne sono molti. Non dimentichiamo, abbiamo appena celebrato a febbraio la beatificazione di un martire, un semplice frate nato a Mansuè, pochi chilometri da qui, che dette la sua vita sapendo che si tramava per ucciderlo, rimase al suo posto, martire, testimone di questa fiducia nella parola del Signore. Ritenne degno di fede colui che aveva promesso. Nel caso di Augusta l'impressione si fa anche più forte, dal momento che questa martire era appunto una giovane donna, poco più che una ragazza, e la scelsero come patrona, cioè come figura da cui attingere esempio, protezione, intercessione. Quale messaggio costituisce per noi questo fatto? Il fatto cioè che la nostra città abbia scelto come patrona, insieme ad un vescovo Tiziano, anche una giovane martire. Ci ricorda anzitutto che la fede che noi professiamo, la fede cristiana, deve necessariamente fare i conti con una scelta. La scelta di mettere Gesù e il suo Vangelo al primo posto. E questo non solo con le parole o con le buone intenzioni, ma evidentemente nelle decisioni pratiche della vita quotidiana. E fare questo rispetto a 50 anni fa, mettiamo, è diverso oggi. 50-60 anni fa,
Anche allora bisognava fare una scelta, però era più facile perché l'ambiente culturale in qualche modo era molto più omogeneo e sosteneva questa scelta. Si diceva la si fa per tradizione, siamo cristiani, non possiamo non dirci cristiani, diceva Benedetto Croce. E oggi non solo non ci si dichiara più cristiani, ma gran parte anche dei battezzati non si riconoscono più in questa fede. Pertanto è oggi più che mai attuale la figura di Augusto. Bisogna fare una scelta con le parole, con i fatti, con la vita. E fare questo può provocare anche delle tensioni, dei conflitti, dal momento che tradurre in pratica i comandamenti, la parola del Signore, può comportare anche delle scelte scomode anzitutto per noi stessi, personalmente, perché il primo combattimento che dobbiamo affrontare per vivere il Vangelo è quello con noi stessi, con i nostri impulsi, le nostre abitudini magari poco buone, con le nostre paure. Ascoltare Gesù e seguirlo, diciamocelo francamente, costa fatica, sempre. Oggi, per certi aspetti, più del passato. Porta ad uscire da noi stessi e può darci l'impressione che non ci guadagniamo niente, anzi che perdiamo tante cose, anche la vita magari. Per questo sono spesso scomode le scelte a causa di Gesù e del suo Vangelo, ma scomode queste scelte possono essere sentite anche nella vita sociale e culturale perché non sono condivise da tutti e a volte sembrano mettere in pericolo un certo modo di pensare, mettersi in conflitto con un certo modo di pensare diffuso in larga parte della nostra cultura. Si dice bisogna fare delle scelte controcorrente, certo, perché la corrente della cultura non va spesso nella direzione del Vangelo. Pensiamo ad esempio a scelte riguardanti l'inizio e la fine della vita. Pensiamo a delle scelte riguardanti la famiglia. Pensiamo a delle scelte riguardanti la giustizia sociale. Sono scelte estremamente attuali in questo nostro tempo, nel quale si avverte immediatamente la distanza fra la mentalità di fede che mette Gesù e il suo Vangelo al primo posto e la mentalità di una cultura come quella in cui viviamo, che al centro di tutto ha messo il benessere fisico o psicologico. C'è una grande distanza, non dimentichiamolo. Ma per stare alla liturgia, pensiamo all'indicazione che ci viene dalla prima lettura. Spezza il tuo pane con l'affamato, introduci in casa i miseri, senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente, togli di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio. È un'indicazione che magari tutti condividiamo a parole, ma la cui traduzione pratica comporta fatica e magari crea tensione e conflitto tra le persone. Occorre certamente non essere ingenui o semplicisti, pensando che basti impegnarsi un po' per togliere tutte le ingiustizie e far trionfare il bene. No, viviamo in una società complessa, molto complessa, che occorre conoscere e rispettare nella sua complessità. Quindi anche la traduzione concreta di queste indicazioni che ci dà la parola che abbiamo ascoltato andrà pensata con attenzione, con discernimento, senza ingenuità. E tuttavia, l'indicazione che questa parola ci dà, spezza il pane con l'affamato, introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è nudo, eccetera, non può essere elusa e cancellata dicendo sono belle parole, fantasie, non è possibile realizzare. No, non possiamo dire questo. Dobbiamo piuttosto affrontare la generosità, la fatica richieste dalla traduzione concreta di queste indicazioni, sia nelle scelte pratiche della nostra vita personale,
sia in quelle della vita sociale, ma dobbiamo lasciarci mettere in questione, altrimenti possiamo andare via tutti. È per questo che noi festeggiamo Santa Augusta, non per fare del folklore, ma per dire: guarda, tu hai avuto il coraggio di fare delle scelte scomode, aiuta anche noi col tuo esempio, con la tua preghiera, fa che, guidati dallo Spirito, sappiamo anche noi discernere quello che è giusto fare e abbiamo la forza, la costanza di farlo, magari sostenendoci, aiutandoci insieme come Chiesa. Ecco, tutto questo ci ricorda la Santa Martire. Avere una Santa Martire non è mica comodo, sapete, perché guardando a lei si dice: beh, se l'hai fatto tu, un po' dobbiamo farlo anche noi, magari non ci verrà tagliata la testa, però qualche sacrificio, qualche tensione, qualche scomodità ne viene di conseguenza al fatto di avere una santa patrona, avere come santa patrona una martire. Invochiamola, certamente non ci farà mancare la sua preghiera e la sua intercessione. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Preghiamo insieme con fede e diciamo: o Dio dei martiri, ascoltaci. Perché la Chiesa, piena dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Perché la grazia vittoriosa del Cristo aiuti i penitenti ad accogliere la chiamata del Signore per il servizio del Vangelo. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Perché il Padre attiri a Cristo Salvatore, con la forza e la suavità dello Spirito, quanti vivono ancora nel dubbio o nell'indifferenza. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Perché il Signore conceda alle famiglie cristiane la grazia di essere nella Chiesa e nel mondo il segno dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Perché lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci aiuti a seguire Cristo,
modello di santità in ogni stato di vita. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi ed amici. Per la loro preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli del Signore, con il Signore. La vita di Dio, la sua. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani In questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Augusta ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Augusta, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Sanctus, Sanctus, Dominus, cieli et terra, gloria Sanctus, Sanctus, Dominus. La seconda o la terza? Seconda. Sanctus, 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 Dominus. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Augusta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Uniamo ora le nostre voci e con fede, la fede che Augusta ha vissuto e ha testimoniato fino alla morte, preghiamo come il Signore Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo concediamoci un segno di pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la Beata Augusta con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Meglio sedere un attimo. Oltre a voi fratelli e sorelle qui presenti in Duomo per questa celebrazione solenne in onore di Santa Augusta nostra patrona di Serravalle, desidero salutare anche tutti gli amici che ci seguono, vittoriesi e non, attraverso il servizio della Tenda TV, e anche un amico speciale che non è qui fisicamente presente in mezzo a noi, ma che è con noi. Si tratta di Gianni Carminati, che nei mesi scorsi è andato incontro a delle difficoltà, è stato male ed ora si trova per un periodo di riabilitazione a San Vendemiano. Prima dell'inizio della messa con il Vescovo abbiamo mandato un messaggio. Ecco, lui è sempre in cabina di regia per organizzare le celebrazioni in onore della patrona Santa Augusta, di cui è risaputo, è innamorato. Le celebrazioni per la nostra patrona non sono state sospese negli anni 2020-2021, gli anni dell'amara pandemia. In quest'anno, 2022, anno in cui abbiamo avuto la possibilità, non senza l'intervento, me lo lasci dire, caro sindaco, della nostra patrona, per i fuochi, questa tradizione così cara ai serravallesi e non solo. Ci ha messo lei una pezza, o meglio, ci ha mandato la pioggia che ha consentito, ecco, di operare in tutta sicurezza. Anche questo segno, che è un segno amato, riconosciuto di Santa Augusta, ma non è sicuramente il primo e il più significativo. Santa Augusta non solo attraverso lo spettacolo dei fuochi risplende sul nostro cammino, risplende per la gloria della verginità e del martirio, per la gloria della carità, che ha vissuto in maniera esemplare, pur nella sua età giovanile, verso i poveri di Serravalle. Mi sembra che in questo anno amaro 2022, segnato dall'uscita, una prima uscita dalla pandemia, ma da altri segni di crisi, di fatiche, di tensioni, di preoccupazioni, che rendono anche la nostra cittadinanza, tutti noi, inquieti, nervosi, per così dire. La nostra patrona è segno di sicura speranza. Ci invita a imitare la sua attenzione verso i poveri, a non dimenticarci di chi è più indietro. Mi rivolgo a lei, signor Sindaco, come è normale in questa circostanza. Desidero invitare lei, tutta l'amministrazione, anzi tutti coloro che sono al servizio nella guida politica della città, a prestare attenzione a quel centenario che ci attende nel 2030, i 400 anni del voto fatto in occasione della peste, quel voto che annualmente
si rinnova e questa circostanza ne è la conferma. Ci sono dei lavori che grazie ad un bando previsto nel PNRR sono stati, non è ancora formalizzata al 100% ma abbiamo ottime speranze, ecco, ci consentirà di porre dei lavori di ammodernamento, per così dire, o in ogni caso di restauro del santuario e della loggia, ma altri lavori, come lei, signor Sindaco, ha indicato nei mesi scorsi, sono necessari riguardo alla scalinata e al sentiero a Sant'Augusta. Ecco, invitiamo a proseguire e a dare ulteriore seguito a questa promessa che sta a cuore non solo alla parrocchia di Serravalle, ai devoti di Sant'Augusta, ma a tutta la cittadinanza, perché lassù in tantissimi arrivano e con tante motivazioni. Augusta è, secondo una espressione, è il fiore di Serravalle, è serravallese. Come serravallese è anche Don Martino, Monsignor Zagonel, il vicario generale della nostra diocesi, che ieri sera ha presieduto i vespri solenni e la messa della vigilia in santuario e che il prossimo giovedì 8 settembre ricorderà i 50 anni di vita presbiterale. Era il 3 settembre 1972, io nascevo qualche mese prima, qui in questo Duomo di Serravalle, e il Vescovo verrà a presiedere questa celebrazione. Ecco, noi con il segno della incensazione alla reliquia e la preghiera a Sant'Augusta vogliamo chiedere anche questa ulteriore grazia, perché dopo Monsignor Zagonel e dopo Padre Ottavio, gesuita, praticamente sono 50 anni che non vediamo un sacerdote, un presbitero da questa comunità parrocchiale. È siccità vocazionale, non meno preoccupante di quella siccità che ci sta tormentando in quest'estate del 2020. Davvero confidiamo con la preghiera, ma anche con la fiducia fattiva in Sant'Augusta, patrona di Serravalle e amica di tutti i poveri. Ora si svolgerà la processione, una mini processione. Alla reliquia accompagniamo con il canto. In Augusta, martire fede, tu che da fosti prescelta la tua fedeltà nel sangue si bagnò e germogliò.
invito a prendere il foglietto che trovate nei banchi e ad unirvi nella preghiera a Santa Augusta. A te, Santa Augusta, che risplendi in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena, dedicandoti interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere sul tuo esempio forti nella fede, coerenti nella testimonianza della vita cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, la parrocchia, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari nella patria del cielo. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. e a cominciare dal Vescovo un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa bella celebrazione. Che ora concludiamo chiedendo, attraverso l'intercessione di Santa Augusta, la benedizione del Signore che ci accompagni a vivere quanto abbiamo celebrato. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Augusta Vergine e Martire, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Augusta la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Augusta ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Augusta, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.